Ieri al cinema mi è un film hit, no? Un pagliaccio. Comunque, voglio ma da credere, sono rimasto sconvolto. Ma no, per film di paura, per pagliaccio che si mangia le creature, perché quello sono gusto, pure mi mangia la roba LMD, no? Cazzi. Ma per il fatto che andimeno stanno certe scene di bullismo esagerate. Creature che si schifano a morte, fanno i guerre che prede certi pretuni e sta maniera si ecciavano da capo in fronte, coppa un naso. Guaglione purella che vengono sbullizzati a scuola che passano grazie a Dio c'è a se fumare una sigaretta, vengono arrancati e loro ci mettono sicchi e merda in capo. Un povero chiattone piglia una sfaccimmi palia da certi guaglioni con una cazzimma fino a dinta all'ogno dei piedi. Un massacro nei cazzottuni, a un certo punto dice una maglietta, quello povero maronna, o scrivono un nome loro con curtiello in coppolardo. Una cosa che a noi a scuola al massimo a scucciottello, o sparafasullo, o pacchero risultato. Perché poi finché lo pagliaccio, chi lo pagliaccio fa per mestiere, che da fa? È nata così, è nata mostro, è da fa mostro, no? Ha da spaventare, ha da uccidere, sa da mettere a vendere i palloncini da saettella. Quindi è chi lo mestiere suo, ce lo aspettiamo da lui. Ma no a sti creature che la pamarosca come pare nei Tarzanil. E io vengo là, uscito, mi vengo a da 8 euro, ma aspetta che tu mi fai vedere un pagliaccio che si mangia il capo, che si sbrana i fegati, si squarcia l'uovo la gente, si free, si fa durate e fritte, si mangia i capatelli, si mangia il recchio con tutta la scazzimma. Ma non sta violenza! Da tanto vale che poi vedi i video in coppa a Facebook, che le femmine si pigliano a capire, si strasciano il bulbo capillare. Allora Stephen King, e mi dispiace, ma si è sopravvalutato secondo me. Perché poi Stephen King, no, si può tradurre, è Stefano Re. Oggi si può tutto si chiamava Stefano Re, si veniva tutte le copie che è venuto, si faceva tutti i film che hai fatto.